Riapre la storica osteria e capolinea di Pedeguarda. Come vi è venuta quest'idea? Beh, innanzitutto è un progetto che avevamo già una ventina d'anni fa, che abbiamo ripreso adesso negli ultimi mesi perché alle soglie dei 50 anni ci siamo ritrovati senza lavoro. Avevamo la nostra esperienza, abbiamo trovato il posto giusto e ci siamo buttati. Ma un'osteria come quelle che si trovavano una volta in Veneto? Esatto, cioè tutto quello che trovi a mezzogiorno come menù lo troverai poi sul bancone fino a sera, anche se vuoi mangiarti una trippa anche alle 4 pomeriggio lo puoi fare. E i prodotti saranno rigorosamente? Locali, a chilometro zero. E quale sarà la specialità della casa? Dipende quello che troviamo di fresco durante l'arco della giornata. Se il macellaio ci chiama e dice che per esempio ha trovato il coniglio e l'ha fatto fuori la mattina stessa, ce lo porta su e quello sarà il nostro piatto di carne del giorno, per esempio. Il nome capolinea rievoca un posto dove ci si ferma. Si ferma per bersi un buon bicchiere di vino. Il nome l'avete scelto per questo? No, il nome c'era già, ci è piaciuto già dal primo momento, anche perché come ha detto lei rievoca proprio un posto, un punto d'arrivo, insomma, ecco, ma si chiamava già così anche prima. In due parole, perché le persone dovrebbero venire al capolinea? Perché si mangia bene, si spende il giusto e si beve ancora meglio.